Il voto di 26 milioni e più di italiani al referendum di giugno è stato inequivocabile. Sì alla gestione pubblica dell'acqua, no alla privatizzazione del servizio idrico. Ma a cosa è servito il parere abrogativo degli elettori se ancora oggi nulla è cambiato? Se lo chiedono in tanti, a Roma giornata di mobilitazione nazionale promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua per chiedere al governo Monti che sia rispettato l'esito referendario. Un sit-in questa mattina anche ad Agrigento davanti alla prefettura su iniziativa del Forum provinciale. In piazza movimenti civici, associazione dei consumatori e sindacati. Questo è un calpestare alla legalità, perché il voto popolare è una legge. E quindi il fatto che ci siano dei poteri, potentati politici ed economici che vanificano questo voto è un attacco alla democrazia. Nello specifico noi qua ad Agrigento siamo convinti che ci sono molte inadempienze da parte dei dirigenti acqua rispetto al contratto che aveva fatto con la convenzione. Quindi chiediamo anche la rescissione del contratto e se ci sono responsabilità e comportamenti omissivi del Presidente dell'ATO che si dimetta, perché evidentemente non ha garantito i cittadini ma ha garantito altre cose. Noi siamo qui appunto per ribadire questo diritto, che l'acqua è un bene pubblico, che non può essere oggetto di mercimonio e vogliamo che venga ripubblicizzata senza se e senza ma. Non è possibile che in un paese come il nostro la stragrande maggioranza del popolo italiano abbia detto che l'acqua deve ritornare a essere pubblica e qui si continua ancora invece nella condizione precedente. Noi con questa iniziativa, che si collega all'iniziativa di Roma di oggi, vogliamo chiedere al Presidente della Provincia e quindi al Capo dell'ATO di dare corso al risultato referendario. L'acqua deve ritornare a essere pubblica, questo è il messaggio che noi volevo lanciare. Su questa battaglia continueremo e in Parlamento siciliano c'è una legge di iniziativa popolare anche qui promossa dal nostro forum. Noi dobbiamo continuare su questa battaglia perché riteniamo sia una battaglia di civiltà. In provincia di Agrigento la valutazione del lavoro finora svolto dalla società Girgenti Acque divide le associazioni dei consumatori. Sempre riceviamo segnalazioni di inefficienze perché evidentemente la Girgenti Acque non è nata con una buona stella, è nata con una cattiva stella ed evidentemente fa acqua anche da tutte le parti, come si suol dire. Al di là di questo c'è un voto che è stato espresso dal popolo e che ha dato quel risultato, cioè l'acqua pubblica. Noi abbiamo trovato con Girgenti Acque una linea di dialogo che consente di poter risolvere i problemi delle famiglie, laddove ci sono delle motivazioni oggettivamente valide, per cui voglio dire, al di là dell'aspetto esito del referendum, a cui naturalmente deve seguire una legge che faccia ritornare un po' indietro di qualche anno la possibilità di privatizzare l'acqua, è chiaro che comunque va detto in maniera, ripeto, molto onesta intellettualmente che basta porsi nei termini di dialogo e si può dialogare con chiunque.